In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Nel PD si apre la guerra in attesa del congresso. Con alcune dichiarazioni al Giornale di Sicilia, il capogruppo del PD all'Ars lancia di fatto la sfida all'interno del partito al segretario regionale Barbagallo da parte del gruppo vincente alle elezioni europee. Il prossimo giovedì ci sarà la direzione regionale e lì si aprirà il confronto interno. Catanzaro ricorda che la maggior parte del gruppo parlamentare ha votato Peppino Lupo, che è poi stato eletto, e non il candidato sponsorizzato da Barbagallo. De Luca tenta di risalire dal burrone in cui è caduto. Cateno De Luca ha preso una botta alle elezioni europee dalla quale non sarà facile riprendersi. Nell'Assemblea nazionale tenuta sabato a Fiume di Nisi ha fatto autocritica e ha annunciato che tornerà ad occuparsi esclusivamente della Sicilia per candidarsi nel 2027 alla presidenza della regione. Non sarà semplice, visto che i suoi potenziali alleati, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, hanno preso entrambi molti più voti di Sud chiama Nord e pretenderanno entrambi di avere il candidato. Isolotto di Isola delle Femmine, l'assalto dei nuovi pirati. 2 medici di Palermo, fratelli gemelli, hanno avuto la felice e sconsiderata idea di festeggiare il loro compleanno con un centinaio di invitati nell'isolotto di Isola delle Femmine, riserva naturale nella quale da marzo a fine giugno sono vietate persino le visite guidate per non disturbare migrazione e nidificazione degli uccelli. Chiaramente la festa non era né autorizzata né autorizzabile ed è stata quindi interrotta dalle forze dell'ordine. La malamovida palermitana continua. Era stato annunciato come il weekend della stretta contro la malamovida a Palermo, ma a parte qualche carabiniere in più non è successo praticamente nulla e intere zone come la Vucciria sono rimaste totalmente in mano all'abusivismo e allo spaccio. Se non lo si considera una priorità ad alto allarme sociale, tutto questo continuerà, aggressioni comprese. Alla fiera del lavoro irregolare e i pregiudizi sul Sud. Secondo uno studio presente oggi su tutti i giornali, il volume d'affari del lavoro nero in Italia è di 68 miliardi di euro e ben il 35% di questo è prodotto nelle regioni del Sud, compresa la Sicilia. Si tratta certo di un fenomeno che va a tutti i costi superato, ma un particolare evidenzia un pregiudizio. Il 35% di lavoro nero corrisponde quasi esattamente alla percentuale di popolazione residente al sud, e allora perché rilevarlo con questi toni scandalistici? L'incendio doloso alla discarica di Mazzara Sant'Andrea. 2 giorni fa un incendio chiaramente doloso ha coinvolto la discarica di Mazzara Sant'Andrea, una delle più grandi in Sicilia. Il deputato regionale di Fratelli d'Italia Pino Galluzzo ha dichiarato che si impone la sottoscrizione da parte delle istituzioni di un urgente protocollo d'intesa antimafia, visto che da anni la cronaca testimonia che l'area è al centro di interessi criminali e illegali delle potenti cosche locali. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.